Il Chievo a Palermo cerca il riscatto dopo la sconfitta del Bentegodi contro la Sampdoria, una partita difficilissima per i ragazzi di Mimmo Di Carlo contro una formazione che crede alla Champions League. Allora parte subito forte proprio la squadra di Delio Rossi, c'è Nocerino che viene ben imbeccato da Miccoli in area di rigore, il tiro alto però del centrocampista. Siamo ora al 16°, guardate la paratona incredibile di Sorrentino sul colpo di testa di Kier, veramente grandissima la parata per il portiere del Chievo che evita così il vantaggio del Palermo, ed è invece proprio la squadra giallo-blu a passare in vantaggio. C'è il retropassaggio di Nocerino sbagliato che inganna così Sirigu, ed è bravo Marcos De Paula a mettere dentro per il gol dello 0-1. Abbiamo rivisto l'ingenuità di Nocerino che ha di fatto servito l'attaccante del Chievo, bravo tra l'altro a resistere al rientro di Gojan e a battere di sinistro Sirigu. 0-1 per il Chievo, risultato un po' a sorpresa, però il Palermo che prova subito a ribaltare la partita. Il tiro da fuori di Miccoli, grande la parata di Sorrentino in calcio d'angolo. È solamente però il preludio al gol dell'1-1 del Palermo che arriva al 27°, il colpo di testa di Pastore lasciato inspiegabilmente solo in mezzo all'area di rigore, libero di battere Sorrentino e mettere dentro il gol dell'1-1. La gioia per il centrocampista rosanero e l'esultanza ovviamente di Delio Rossi. Rivediamo la pennellata di Liverani e il tempismo perfetto di Pastore che va a mettere dentro tra Mandelli e Yepes, che praticamente si dimenticano del centrocampista, il gol dell'1-1. E per il Chievo si mette veramente male, mentre rivediamo da un'altra angolazione il gol del centrocampista. E al 38° il Palermo mette la freccia e ottiene un calcio di rigore per un atterramento di Iori su Liverani, un presunto atterramento, un fallo che rimane dubbio. Vedete i due giocatori che si spintonano un po' a vicenda, però è inflessibile l'arbitro Gervasoni sul dischetto. Miccoli, il tiro, gol, riesce a intuire Sorrentino, nulla di fatto, però non riesce a contrastare il tiro di Miccoli che porta così in vantaggio il Palermo. 2-1 ancora nel finale, è sempre Miccoli che prova il tiro, guardate poi Pastore, è bravissimo Iori a salvare sulla linea di porta il gol del possibile 3-1. E passiamo ora nel secondo tempo, arriva la bomba di Miccoli, 3-1, doccia gelatissima, ma non si può far attirare un giocatore del calibro di Miccoli tutto solo dal limite dell'area di rigore. Imparabile veramente il suo destro, prova anche Iori a contrastarlo ma non ce la fa, del 3-1 quindi per il Palermo. Allora il Chievo prova a scuotersi con Abbruscato, il colpo di testa che non impensierisce assolutamente Sirigu. Passiamo ora al 30° perché c'è ancora Pastore, grande protagonista di questa partita, stoppa la palla di petto, il tiro di sinistro, bravo Sorrentino a bloccare in presa a terra e non succederà più nient'altro. E dopo 3 minuti di recupero e oltre, l'arbitro Gervasoni fischia la fine della partita. Palermo 3, Chievo 1.